Grazie da tutta la squadra. Va ora in onda Filo Diretto. Eccoci, buongiorno a tutti, buongiorno da Narda Frisoni, siamo qui nella nostra rubrica settimanale Dalle parole ai fatti. Cominciamo subito con qualche notizia di attualità, ovviamente non parleremo di rubli o fake news varie, ma parleremo di fatti concreti. Ad esempio, partiamo subito con il concorso dei presidi e il Consiglio di Stato che ha accolto la sospensiva chiesta dal MIUR. Ricordiamo agli ascoltatori che il TAR del Lazio aveva annullato il concorso per il reclutamento di 2050 dirigenti scolastici ed in particolare aveva accolto il ricorso di alcuni candidati per incompatibilità dei 3 componenti delle sottocommissioni incaricate delle prove scritte. Ne parliamo oggi con l'onorevole Angela Colmellere, segretario e componente della 7ª Commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Buongiorno onorevole. Buongiorno a tutti voi ascoltatori e a tutti voi di Radio Padania. Grazie per essere qui con noi in linea. Allora, abbiamo letto appunto dell'accoglimento del ricorso del MIUR avanti per quanto riguarda il concorso dei presidi. Cosa ne pensa della decisione presa dal Consiglio di Stato? Sono assolutamente contenta per questa decisione di sospensiva appunto riconosciuta, perché questo ci dà la possibilità di fare un passo avanti e quindi di continuare il percorso che era già stato delimitato, che per riassumere la questione possiamo appunto ricordare che 34.000 persone, forse anche qualcosa di più, aveva fatto domanda di accedere a questo concorso. I posti disponibili erano 2.900, sono state avviate le prove, quindi c'è stata una prova scritta, ci sono state le prove scritte, delle prove orali e quindi ora allo stato attuale si stanno completando le prove orali. Nel frattempo c'è stato il ricorso, c'è stato appunto il TAR che si è espresso in questo senso, prima dicendo appunto il concorso non è valido, poi appunto sulla base del MIUR che ha fatto delle segnalazioni è stata accolta appunto la sospensiva. Questa sospensiva ci dà la possibilità di completare le prove orali, quindi questo significa definire di qui a breve una graduatoria e questa graduatoria magari potrà diventare già effettiva dal mese di settembre. Quindi di fatto dal mese di settembre potranno poi essere da lì prese le persone che di ruolo potranno poi andare a ricoprire gli incarichi nella scuola. Nel frattempo che cosa succede? Quindi queste persone verranno, se la sospensiva appunto è stata accolta e tutto funziona così, verranno intanto immesse in ruolo con riserva, aspettando il Consiglio di Stato nella sua appunto decisione definitiva. Però nel frattempo queste persone potranno già concludere il percorso ed eventualmente poi essere già destinate nel mese di settembre nelle varie scuole. E questo è un grande successo, perché se noi pensiamo che ci sono più o meno un terzo degli istituti del nostro paese in reggenza, è tanto, ed è anche per i dirigenti scolastici stessi non poter completare bene il proprio lavoro, perché quando si lavora su 2 o più scuole, è comunque difficoltoso raggiungere tutti gli obiettivi e le attese anche di studenti, insegnanti e genitori. Bene, quindi vi aspettavate questa decisione oppure no? La decisione era quella sperata, era una decisione appunto di buon senso e quindi adesso noi veramente ci aspettiamo che poi il Consiglio di Stato definisca che non sussiste l'incompatibilità e che si possa andare proprio a regime in maniera definitiva con questi insegnanti e dirigenti scolastici che, ricordiamo, hanno superato una prova. Certo. Quindi questa
il dilemma e la cosa più importante. Questi hanno fatto tutto il loro percorso di studio con impegno, sono arrivati alla posizione in cui sono. Allora io mi auguro veramente che possano andare presto in ruolo in maniera definitiva. Nel caso in cui ci fosse invece da parte del Consiglio di Stato una bocciatura in un secondo momento, ecco che si dovrà pensare ad un qualcosa che possa poi permettere un po' di sanare questa situazione. Potrebbe essere anche un concorso di formazione proprio per coloro che poi, appunto, essendo in ruolo con riserva, possano poi accedere per stabilizzare la propria posizione. Questo è un po' il nostro desiderata qualora le cose non andassero proprio così. E comunque lo sapremo entro il 17 di ottobre, se non sbaglio, perché l'udienza pubblica è fissata per quella data, giusto? Quindi fino ad L'udienza allora... è del 17 ottobre, sì. La definizione delle graduatorie invece doveva essere prevista già per il 15 di luglio, ma ormai con tutto quello che è successo non sarà più così. Probabilmente verrà posticipata di qualche giorno, perché insomma la definizione della graduatoria noi l'avremo di qui a breve, ribadisco, da settembre. Da lì le scuole potranno cominciare a lavorare alla presenza dei dirigenti scolastici. Bene, ecco, questo ci permette questa situazione in questo momento, quindi mettere i dirigenti scolastici nelle varie scuole. Poi diciamo anche che il Consiglio di Stato bisognerà capire che tempi ha anche poi per la definizione finale di tutta questa faccenda, ma nel frattempo ecco che dovremmo il Ministero è all'opera per definire tutto quello che si potrà fare proprio per far sì che questa situazione vada risolta con la soddisfazione di tutti. Certo, assolutamente, e che prevalga ovviamente l'interesse pubblico, perché ovviamente in questa situazione è molto difficile. Allora, l'interesse pubblico e anche il buon senso, quello perché, soprattutto, ripeto, sempre, ce lo auguriamo. Sì, ce lo auguriamo, perché talvolta appunto ricordiamoci che ci sono delle persone meritevoli e che hanno con impegno e dedizione fatto tutto il percorso. Diciamo che l'interesse pubblico e il buon senso dovrebbero essere due prerequisiti, ecco. Esattamente sì, che dovrebbero andare a braccetto. Ahimè, insomma, auguriamo che le cose vadano sempre meglio. Allora, adesso passiamo a un altro argomento, cosa ne dice? Allora, ho letto qualche giorno fa, il 7 luglio precisamente, che le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono diventate patrimonio dell'umanità UNESCO. La sua esultanza, ho letto, perché tra l'altro poi mi sono informata, lei è stata anche 10 anni per sindaco di Miane, provincia di Treviso, giusto? Sì, quindi insomma lei ha partecipato attivamente, perché la sua esultanza era abbastanza chiara nelle sue dichiarazioni. Sì, allora io inizialmente ho fatto l'assessore per 5 anni e questi discorsi già erano usciti appunto in quel quinquennio lì, del 2004-2009, già si sentiva parlare di patrimonio dell'UNESCO, quindi di candidatura. Poi invece sono stata sindaco i successivi 10 anni e lì proprio ha preso corpo la definizione del dossier e quindi l'impegno anche da parte di questi 15 comuni a darsi appunto una regola delle norme per poter raggiungere questo importante traguardo, importante obiettivo. Quindi io all'epoca ero sindaco quando appunto il ministro Luca Zaia, l'allora ministro, ora presidente, ha iniziato questo percorso quindi con tutti, con cittadini, con imprenditori, con amministratori, con produttori vitivinicoli, che hanno condiviso appunto questo percorso. Ricordando appunto i comuni, quelli che hanno comunque fatto molto, perché quando si prende la via di questa candidatura non è facile e quindi bisognava dotarsi di una serie di strumenti che potessero appunto acconsentire alla valutazione di questo dossier. Quindi nello specifico mi rivolgo ad un piano che dovevano darsi questi 15 comuni, un piano intercomunale di polizia rurale, delle norme che andassero a regolamentare la lavorazione di questi
di queste piante, la conformazione di questi terreni, le distanze che regolano i trattamenti, quindi una serie di norme che andassero nella direzione della valorizzazione del territorio, ma anche nella tutela dell'ambiente, facendo e accompagnando i produttori verso un cambio, una consapevolezza di quello che significava produrre un bene che poi comunque proveniva da un territorio UNESCO. Quindi abbiamo fatto tutto questo lavoro che ci ha dato la possibilità anche di conoscersi meglio, di fare squadra, di fare comunità in vista appunto di un obiettivo importante, di un obiettivo comune. 10 anni, tanto siete stati molto bravi, perché tenere duro insomma per 10 anni non deve essere facile. Sì, non è stato facile anche perché gli ostacoli ci sono stati. Ho letto di fake news, di tutto di più, dove si diceva appunto, accusavano i produttori di essere autori di uno scempio ambientale e responsabili della franosità dei terreni, quindi immagino che ci siano state anche delle situazioni di tensione abbastanza evidenti, insomma, qualcuno si sarà anche scoraggiato, no? No. Noi amministratori noi non ci siamo scoraggiati, perché la gran parte di queste informazioni vengono da dei comitati che spesso e volentieri non si capisce secondo quale logica lavorino o comunque parlino spesso e volentieri. Quindi noi siamo andati avanti con le idee chiare, con la nostra mission, che era quella di far sì che questo territorio venisse promosso, venisse valorizzato, tutelato, proprio perché merita, ed è una delle insomma, io vengo da lì, quindi non posso non negare insomma l'orgoglio per questo bellissimo territorio. Quindi noi ci siamo impegnati in questo. Ovviamente qualcuno ha cercato di dire altro, che non era il caso, che non erano una terra che poteva avocarsi a questo, perché vi era uno sfruttamento del terreno, quindi tante cose che non trovano poi una corrispondenza anche nella scienza, perché comunque se un produttore agricolo manutenta o comunque segue, cura un territorio, quel territorio sicuramente sarà molto più ordinato e molto più sicuro rispetto che al prodursi di un bosco, che magari potrebbe essere molto facile, vista e considerata la difficoltà anche dei terreni che si fanno a lavorare, perché sono tutti in pendenza. Quindi queste cose talvolta fanno sì che si sottolinei la poca preparazione e la poca consapevolezza di quello che talvolta si va dicendo, dimenticando invece che dietro ogni singolo passo ci sono migliaia di persone che si stanno impegnando e che stanno vagliando tutto quello che serve proprio per il bene di tutti. Decisamente. Quindi in chiusura le chiedo cosa si sente di rispondere oggi a tutti quelli che cercavano di mettervi i bastoni tra le ruote, invece insomma avete raggiunto un grande e importante risultato. Mi piace ricordare che anche gli ostacoli sono delle formidabili occasioni di crescita, e quindi magari anche queste persone che si sono espresse in questo modo riusciranno a capire con il tempo che anche per loro stessi questo diventerà un punto di partenza, perché Volano, che comunque promuove una candidatura UNESCO, è sicuramente diverso rispetto a prima, quindi anche loro potranno beneficiare di tutto quello di buono che questa situazione ora porterà. E io credo che anche se ci sono stati appunto dei punti e delle incomprensioni, possono ritrovare serenità proprio con il lavoro di tutti e con la promozione anche del turismo, cosa che adesso queste terre dovranno prepararsi a fare, cominciare a sviluppare. E quindi magari chissà che tra gli imprenditori del turismo non ci siano anche coloro che si sono sempre lamentati. Molto probabile. Va bene, onorevole, noi la ringraziamo anzitutto per il suo lavoro, per il suo grande impegno. Speriamo di riaverla con noi presto, se le fa piacere. Volentierissimo, volentieri, a disposizione sempre. Grazie, onorevole, buona giornata. A voi, salve. Arrivederci e buona giornata. Onorevole Capitanio, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie, ben trovato.
L'onorevole Grazie a voi. Massimiliano Capitano, segretario Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi, componente nona Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Detto tutto. Sono io. Corrisponde la descrizione. Allora, parliamo del nuovo codice della strada, perché il 9 luglio, visto che insomma è stato licenziato dalla Commissione Trasporti il nuovo codice della strada, tra le tante novità che sono contenute c'è più diritti al cittadino, maggiori garanzie per i disabili, pugno duro nei confronti degli automobilisti indisciplinati. Questo ci interessa particolarmente. Ci dà qualche informazione in più? Sì, il lavoro è stato un lavoro condiviso anche con le forze di minoranza e con gli alleati di governo. Dovrebbe andare il provvedimento, dovrebbe iniziare la discussione generale lunedì. C'è qualche problemino di dialogo su sicurezza bis, quando il Movimento 5 Stelle la smetterà di ostacolarci sui buoni pasto dei vigili del fuoco e della polizia e sulle divise. Procederemo, quindi siamo proprio in attesa in queste ore che ci comunichino la data di inizio della discussione generale alla Camera, che potrebbe essere ipotizzata intorno alle 11 di lunedì mattina o poco dopo. Un percorso che è iniziato da lontano e che abbiamo voluto fortemente per dare in pochi mesi un'impronta di normalizzazione e sicurezza ad alcune regole del codice della strada. Più sicurezza sulle strade vuol dire rimarcare in maniera anche sanzionatoria l'obbligo delle cinture. Dovrebbe essere normale, tante volte diamo per scontato che le cinture si debbano portare solo davanti, bisognerebbe ricordare soprattutto per chi ha dei bambini a carico che dovrebbero allacciarle anche dietro, e quindi abbiamo introdotto l'obbligo delle cinture di sicurezza anche sugli scuolabus, in particolare, che è stato comunque alla base anche di una dimenticanza di alcune anche recenti tragedie. Introduciamo anche questo, per noi dovrebbe essere una questione di normalità e di buonsenso, ma il Paese non va sempre in quella direzione, l'obbligo del casco in bicicletta per i minori di 12 anni. Io avevo proposto, probabilmente verrà trasformato in un ordine del giorno, che i costruttori e i venditori di biciclette, come ti danno il catarinfrangente, il cavalletto e il campanello, ti diano anche un casco che alcune volte può costare anche solo 5-10 euro, ma è fondamentale per salvarti la vita. E inaspriamo pesantemente le sanzioni per chi, nonostante la diffusione del Bluetooth, nonostante la diffusione degli auricolari, nonostante il fatto che si possa prendere il cellulare e metterlo in un cassettino durante la guida, continua a utilizzarlo togliendo una mano dal volante. In questo caso viene aumentate non solo le sanzioni, ma si rischia la sospensione della patente per diversi mesi. E quindi questo è un primo, sono alcune delle norme che vanno nell'ottica della sicurezza. Per quanto poi riguarda l'attenzione ai soggetti più deboli, Esatto, questo ci interessa. certifichiamo e codifichiamo la possibilità di fare strisce, di dipingere strisce rosa per le donne in gravidanza e le neomamme. Tanti comuni lo fanno già. Abbiamo visto queste strisce rosa anche in prossimità di negozi, centri commerciali, adesso lo normiamo. Una novità fondamentale fortemente richiesta era la possibilità che le persone con disabilità sostassero sulle strisce blu. Sì. È ovvio che questa normativa, insieme alla lotta selvaggia a chi parcheggia tuttora sui posti riservati ai disabili, debba essere accompagnata da un controllo che parte dagli enti locali fino agli enti superiori sui permessi per disabilità rilasciati, su cui si utilizza impropriamente, e come sappiamo i numeri sono abbastanza alti. Vado velocemente a chiudere. Due particolari che ci interessavano parecchio all'indomani anche del crollo del Ponte Morandi, quando emerse ulteriormente per l'ennesima volta il paradosso di un paese dove le ambulanze, soprattutto quelle dei volontari pagano per effettuare il servizio durante il transito in autostrada. Ecco, il codice della strada conteneva quella norma che poi di fatto è stata assorbita dalla circolare
approvata dal MIT, quindi le associazioni di volontariato né nel percorso di andata né nel percorso di ritorno né quando trasportano tutta una serie di pazienti che possono essere i pazienti dializzati, i pazienti tumorali, i pazienti neonatali, non devono pagare il pedaggio, quindi noi sopprimeremo quell'articolo perché di fatto è già stato assorbito da una circolare del Ministero, una grande vittoria della Lega, esiste una serie di ordini del giorno e quindi sopprimeremo quell'articolo, ma proporremo un altro ordine del giorno per puntualizzare ancora alcune piccole criticità presenti per esempio nelle aziende sanitarie del Veneto o valuteremo la possibilità di estendere questo tragitto anche ai mezzi della protezione civile o comunque altri servizi di volontariato. L'ultimissima cosa, e chiudo, questione nota di battuta dei 150 all'ora nel codice della strada. Lì abbiamo avuto un intenso e serrato confronto con il Movimento 5 Stelle che era contrario a questo provvedimento. Abbiamo inserito un ordine del giorno specifico che ci consenta di avviare su alcuni tratti di strada una certificazione, perché poi uscendo dalla normativa e rimanendo sempre nel legame col consenso sappiamo benissimo che alcuni tratti di autostrada a 3 corsie con in più la corsia di emergenza possano essere percorsi tranquillamente con i nuovi mezzi di sicurezza delle auto e dei mezzi in generale a 150 all'ora. È vero che i 150 all'ora a livello europeo e mondiale sono un limite presente in poche nazioni, però noi vogliamo avviare una sperimentazione almeno per verificare questa normalità. Perfetto. Allora, lei ha pazienza di rimanere, noi dobbiamo assolutamente lanciare la pubblicità. Assolutamente, perché sono andato anche a lungo, quindi vi aspetto. Ok, allora tra pochissimo ci risentiamo. Va bene. Grazie onorevole, a tra poco. Tra poco. Grazie mille. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ci risiamo. Davide Sassoli, candidato ufficiale dei socialisti e democratici sostenuti anche dal PPE, è il nuovo presidente del Parlamento europeo. Sentite un po' la sua prima dichiarazione. Io sono qui da 10 anni e le organizzazioni non governative sanno che la porta del Parlamento è aperta, la apriremo ancora di più. Come si può essere un Parlamento dei cittadini e una casa della democrazia europea se non si aprono le porte alla società civile, alle esperienze
del volontariato, delle lobby legittime, degli interessi legittimi, ma anche degli interessi dei cittadini. E quindi credo che, per quanto mi riguarda, la comunicazione e il dialogo e il confronto con tutto il mondo delle ONG sarà garantito e sarà assicurato. Grazie. Mare, profumo di mare. Le organizzazioni non governative sanno che la porta del Parlamento è aperta, la apriremo ancora di più. Del cielo e del mare. Che per noi non finirà. Molto carino questo jingle, siamo tornati con l'onorevole Capitanio, eccoci. Allora, Eccoci qua. Ci sente? Sì, assolutamente. Benissimo. Allora, ieri rispondendo ad un'interrogazione in Commissione Trasporti alla Camera, il sottosegretario Cioffi, giusto, ha fatto trapelare quella che sembra essere la prima, diciamo, la posizione ufficiale su Libra. Per chi non lo sapesse, è la valuta digitale lanciata da Facebook. E c'è una dichiarazione del sottosegretario 5 Stelle che dice: il governo osserverà con attenzione la stablecoin, posto che è inopportuno che una società privata introduca sul mercato strumenti o prodotti che possano minare la stabilità di uno Stato nazionale. Perché secondo lei Libra potrebbe minare la stabilità di uno Stato nazionale? Ma perché innanzitutto abbiamo già vissuto in maniera cosciente e certificata l'epoca dei bitcoin, le criticità, le paure e i sospetti che veicolassero soldi arrivati da attività di riciclaggio o peggio ancora da traffico di armi. Sì. Ci sono delle piattaforme che sono nate come spazi, come piazze virtuali di aggregazioni, che ovviamente adesso sono diventate qualcosa di diverso, sono diventate imprese commerciali, in alcune casi controllano o gestiscono la nostra capacità di accesso all'informazione. Su quello dovremmo intervenire noi con approfondimenti culturali che partano dalle scuole per saper distinguere, valutare ma anche attingere le informazioni. Detto questo, dobbiamo anche stare attenti, perché qui non siamo né nella fantascienza né nelle visioni, al fatto che si possono costituire in qualche modo delle sorte di stati virtuali dove non esiste tassazione, si decide dove e come pagare le tasse, le regole le decidi tu. Sappiamo benissimo che se io oggi faccio una querela anche per reati gravi come stalking o diffamazione nei confronti di un utente di Facebook, rifacendosi alla legislazione americana, si riserva il diritto di, nel caso della diffamazione non esiste proprio il diritto, non esiste la punibilità e quindi i dati non vengono forniti. Nel caso dello stalking si riservano le autorità americane di valutare se la nostra interpretazione corrisponde alla loro sul reato di stalking. Detto questo, se noi consentiamo a queste piattaforme di diventare delle città, delle nazioni, delle superpotenze virtuali che veicolano merci attraverso la vendita, che veicolano persone e identità, che veicolano dati, che è il petrolio del momento, e adesso si mettono anche a battere moneta, qualche problema c'è. È un problema non certo sollevato solo dalla Lega e da Capitani in commissione, perché nelle stesse ore la Banca Centrale Cinese sta lavorando alla realizzazione di una propria moneta virtuale locale, che è diverso da queste sorti, che però non sono neanche criptovalute, ma non entriamo poi nell'eccesso di tecnicismo. La Banca Centrale Americana ha sottolineato che ci sono delle perplessità e il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che non è un fan in generale di Bitcoin e criptovalute, però dice che la moneta virtuale di Facebook
avrà poco sostegno e affidabilità, e se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo documento di autorizzazione bancaria ed essere soggetti a tutte le regole bancarie. Il problema è proprio quello delle regole. No, certo, chiaramente. Io mi immaginavo invece che potesse generare nuovi canali di investimento piuttosto che nuovi mercati, ma diciamo che comunque sia meglio contingentare questa nuova esperienza, ecco, da quello che... canali di investimento ci sono già. Facebook, come del resto Google, come del resto degli over the top, stanno già beneficiando di uno scambio appunto di dati, informazioni commerciali che li hanno resi plurimiliardari. Un altro tema su cui dovremmo discutere è, visto che poi noi dobbiamo guardare anche a casa nostra la necessità di innovare e svilupparci, sullo sviluppo della rete in banda ultralarga e comunque sull'avvento del 5G, se questi operatori, questi over the top, che di fatto beneficiano della realizzazione e dei costi della rete che sono a carico degli operatori delle telecomunicazioni, ma viaggiano quasi tra virgolette gratuitamente su queste autostrade digitali, debbano in qualche modo contribuire con nuove forme di tassazione anche allo sviluppo e alla sicurezza di queste reti. Va bene, lei è stato come sempre chiarissimo. Noi la ringraziamo, l'abbiamo trattenuta per un sacco oggi, l'abbiamo trattenuta per un sacco. Quindi la ringraziamo tantissimo, la lasciamo ai suoi impegni, speriamo di averla presto ancora qui con noi e le auguriamo un buon fine settimana. Grazie, è sempre un piacere stare con voi, buon lavoro e buon fine settimana a voi. Grazie mille, grazie. Allora, regia, a che punto siamo? Dunque, stiamo chiamando il prossimo ospite. Squilla, vediamo se risponde. Vediamo se risponde, se no mandiamo in onda quel bellissimo intervento di questa mattina del nostro capitano. Cosa dici? Lo mandiamo in onda intanto, aspettando. Sì, mandiamolo in onda. Intanto che aspettiamo Paolo Formentini, vi facciamo ascoltare questo bell'intervento del nostro capitano questa mattina a proposito dei rubli. Vado? L'hai riservata però. Perfetto, va bene. Allora, mi fate fare il lavoro serio? Lei cerchi i rubli, buona fortuna. Lei cerchi i rubli, buona fortuna. Lei cerchi soldi, petrolio, gas, metano, missili e armi nucleari. Lei le cerchi. Io faccio il ministro dell'interno che si occupa di cose serie. Non ritengo di chiarire su questi aspetti. Ritengo ridicola questa inchiesta. Ok? Ce n'è una in Lussemburgo, mi divertono tantissimo queste cacce al tesoro. Leggevo stamattina che noi abbiamo, leggo un'agenzia di un'ora fa neanche, abbiamo discusso settimane degli hacker russi che attaccavano il web e Mattarella. La Procura di Roma ritiene che siano state invenzioni della stampa. Avete menato il torrone per settimane con gli hacker russi, non c'erano gli hacker russi. Non ci sono i soldi russi, non conosco petrolieri russi, conosco gestori di discoteche italiane, alcuni dei quali con parentele russe, ma non lo sapevo. Lui ha la mamma russa, mi metti in enormi difficoltà, me lo dovevi dire. Cosa ci fai qua con la mamma russa? Fatemi sorridere, oggi la finanza ha sequestrato 300 milioni a un imprenditore vicino alla Camorra. Sono stati arresti a Catania, arresti a Ostia. Io ho totale fiducia nella giustizia che andrà fino in fondo in questa preziosissima indagine e se c'è un rublo fuori posto sarò il primo a arrabbiarmi. Suppongo che non ci siano. Però ho totale fiducia nella magistratura italiana che è la più veloce, la più libera e la più indipendente al mondo, la più solerte, la più efficace. Quindi sono tranquillissimo. Facciano commissioni di inchieste, come tutto. Non la indigna questa trattativa di cui abbiamo l'audio? Va bene. No. Non la indigna. No, mi indigna il fatto che ci sia la stampa italiana che... A nome della Lega parlo io. Perfetto. Nessuno è titolato a parlare a nome della Lega se non il segretario della Lega, ok? Perfetto. Se lei vuole fare un monotematico sulla Russia, lo fa in un'altra sede. Questo è il Ministero dell'Interno che si occupa di sicurezza in Italia, non di soldi che non ci sono. Permetta. Ma fatto la domanda le ho dato una risposta.
Scusi, la prossima domanda, Michel Dessy, Stasera Italia. Abbiamo gli hacker di Mediaset. italiani, non gli hacker russi. È un problema. Comunque, più scrivete su questo, più mi fate un favore. Ve lo dico, scrivete pagine e pagine. E poi domandatevi perché i giornali italiani vendono sempre di meno. Domandatevelo. Eccoci, siamo tornati. Poi nella seconda parte ascolteremo tutto l'intervento del nostro ministro dell'interno Matteo Salvini. Allora, buongiorno Paolo Formentini. Buongiorno. Ci sente? La sentiamo abbastanza sì. bene? Benissimo, so che ha poco tempo, quindi sarò velocissima. Anzitutto le faccio i complimenti perché è appena stato nominato vicepresidente della terza commissione affari esteri e comunitari, quindi tanti complimenti, giusto? Grazie mille, sì, grazie. Perfetto. Io mi riallaccerei a questo punto velocissimamente alle sue dichiarazioni di voto del 3 luglio scorso sulle missioni internazionali ed il chiaro riferimento agli accadimenti che ha fatto appunto sugli ultimi giorni. In particolare dichiara che un paese non può affrontare da solo una sfida epocale come quella dell'immigrazione. E ancora, noi non saremo mai con chi sperona i nostri confini, ma con chi li difende. Allora, anzitutto, sì, le chiedo subito velocemente, la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali ci potrà garantire maggiore stabilità e sicurezza per la tutela dei nostri confini? Certo, questo è l'obiettivo primario della partecipazione alle missioni internazionali. Io proprio nella dichiarazione di voto sulle partecipazioni dell'Italia alle missioni internazionali ho detto quella frase che ho appena ripetuto, ovvero che noi non staremo mai con chi sperona le navi militari o della Guardia di Finanza, ma noi staremo sempre con chi difende i confini. Esatto, direi che è fondamentale questo aspetto, per questo l'ho voluto rimarcare. Quindi appunto, come dicevo, che le sue dichiarazioni sono state un chiaro ovviamente e opportuno riferimento a quanto accaduto in merito alla Sea-Watch. Oggi commentano i giornali che l'avvocato, diciamo, del comandante della Sea-Watch ha presentato un esposto contro il nostro ministro Salvini. Nell'esposto viene chiesto il sequestro dei profili del ministro Matteo Salvini perché, a detta del comandante della Sea-Watch, istigano all'odio. Cosa mi dice? Cosa risponde? Cosa si sente? Che siamo senza parole perché ormai si sono persi i valori di riferimento evidentemente. Ovviamente Matteo Salvini agito in modo sacrosanto, non solo non vanno sequestrati i social a Matteo Salvini, ma bisogna ripristinare la legalità nel Mediterraneo proprio come il ministro dell'interno sta facendo. Quindi queste affermazioni secondo noi deliranti hanno a che fare anche con una non conoscenza delle regole della soprattutto. A proposito di affermazioni, anche il sottosegretario Spadafora parla addirittura di deriva sessista. Mi sembra anche questo probabilmente fa molto caldo. Diamo la colpa al caldo. Ce la caviamo così. La colpa al caldo, forse è meglio. Ovviamente l'azione del governo è invece molto seria, per le donne che per gli uomini. Soprattutto. Quotidiana. Noi siamo sempre impegnatissimi in commissione esteri, in tutte le commissioni in cui lavorano i deputati della Lega. Il nostro primo obiettivo, anche con la partecipazione alle missioni internazionali di cui parlavamo prima, è difendere l'interesse nazionale, che è un concetto che si era perduto ma che va assolutamente riportato in voga nei ragionamenti politici, ma anche nell'azione quotidiana. Ma in che cosa consiste tecnicamente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali? Noi partecipiamo a numerose missioni internazionali. In questo campo ovviamente c'è una continuità perché tante azioni erano già state intraprese prima dell'inizio di questo governo e sono continuate proprio perché l'interesse nazionale. Consiste ad esempio con l'invio di contingenti dall'Afghanistan al Corno d'Africa, insomma veramente svariati paesi. Oggi la priorità è la Libia. La priorità è la Libia e la stabilizzazione del Mediterraneo.
la stabilizzazione del Mediterraneo, che a nostro modo di vedere è la priorità strategica del nostro paese. Priorità strategica perché, come si vede oggi, proprio dal Mediterraneo transitano quei flussi di esseri umani, purtroppo in mano agli scafisti, trafficanti di esseri umani. Ecco, quando accusano la Lega in continuazione di essere non attenta agli esseri umani, noi siamo molto attenti. Infatti il nostro obiettivo primario è che le persone non muoiano nel Mediterraneo. Per far sì che non muoiano, l'ha detto più e più volte Matteo Salvini, non devono partire, bisogna arrivare a chiudere la rotta del Mediterraneo centrale, rotta che è gestita da delinquenti, ma come si è visto può essere utilizzata anche da terroristi. Quindi i rischi che provengono da sud sono molto concreti e sono la malavita, il terrorismo, e per questo che dico che la nostra priorità strategica è l'equilibrio del Mediterraneo, riportare in assoluta sicurezza il Mediterraneo. Perfetto, chiaro, conciso, bravissimo. Salutiamo il neo vicepresidente della terza commissione affari esteri e comunitari. Noi speriamo di averlo quanto prima ancora qui con noi. Intanto le auguriamo un buon weekend. Grazie altrettanto, grazie mille. Grazie, buona giornata, onorevole. Allora, mandiamo in onda la seconda parte della conferenza stampa che ha fatto questa mattina il nostro ministro degli interni, Matteo Salvini. E andate a cercare gli hacker russi dove ci sono, o finlandesi, o esquimesi, o americani, o boliviani, o venezuelani. Posso? Eccomi. In base a quello, eccomi. Prego. In base a quello che ha detto anche lei ieri nelle 2 dirette Facebook, no? Sì. I primi 6 mesi di governo sono andati bene, andavate d'accordo, ma le distanze oggi sono chiare, no? Su flat tax, sulle autonomie e soprattutto sul decreto sicurezza bis, che lei tanto sponsorizza, però qualcuno cerca di bloccare, come dice lei. È il momento politico dove i 5 Stelle e la Lega sono più distanti? Questo? No, ma il problema non è la distanza dalla Lega. Qua sul decreto sicurezza bis, che ancora in queste ore è inchiodato e su cui io non faccio mezzo passo indietro e su cui il Presidente della Camera si deve prendere le sue responsabilità, c'è un fondo di 17 milioni di euro, tabella A, in dotazione al Ministero dell'Interno, all'interno del quale ci sono buoni pasto per i poliziotti, divise per i poliziotti, uniformi per i poliziotti, straordinari per i vigili del fuoco e messa in sicurezza dei comandi per i vigili del fuoco. Ora, spiegatemi perché in un decreto che si chiama decreto sicurezza non devono essere ammessi degli emendamenti che si occupano di poliziotti e vigili del fuoco. Non abbiamo messo gli emendamenti sulle discoteche o sui taxisti nel decreto sicurezza, abbiamo messo gli emendamenti che riguardano poliziotti e vigili del fuoco, manutenzione delle sedi, vestiario, buoni pasto, straordinari per i vigili del fuoco, assunzioni di polizia locale. Ora, o nel decreto sicurezza ci sono questi emendamenti e c'è la possibilità di spendere questi soldi che, se non vengono spesi entro l'anno, spariscono. Cioè è uno dei pochi casi in cui ci sono misure già finanziate, soldi già lì, euro, non rubli o dollari, euro, che se non spendo spariscono e finiscono nel pentolone. Non è un dispetto a Salvini fermare questi emendamenti, è una cosa stupida. E se qualcuno andrà avanti in questo atteggiamento stupido, la Lega passi indietro non ne fa. Su questo sì, no, sulle pseudo inchieste no, non mi interessa. Su questo sì, vado dagli amici alleati e gli dico o passa questo testo o è un problema. O è un problema serio. Perché con Salvini si può scherzare, con la Russia si può scherzare, con gli Stati Uniti con la Cina, con quello che volete voi. Con i poliziotti, con i vigili del fuoco e con i vigili urbani, no. O ci sono questi emendamenti o non si va avanti. Punto. Rischia di saltare il governo sul decreto sicurezza bis? Sta dicendo? È un principio. Se qualcuno pensa di fare uno sgarbo a Salvini danneggiando poliziotti e pompieri, ha trovato il ministro sbagliato. Io porto pazienza sull'autonomia, faremo altre 4 riunioni, sulla flat tax ne faremo 5, voglio vedere un piano per salvare l'Italia perché non voglio perdere neanche un posto di lavoro, voglio vedere il piano per salvare Ilva perché non voglio perdere neanche un posto di lavoro,
però sono ottimista per natura. Su questo mi incazzo. Quando si usano poliziotti e vigili del fuoco per fare battaglia politica mi arrabbio. E quindi o c'è il pacchetto completo oppure è un grosso problema per il governo. Ultima domanda, Attianese Lorenzo, ANSA. Salve Ministro, senta, il Movimento 5 Stelle si è detto d'accordo, tornando un po' su un discorso politico, si è detto d'accordo ad una commissione d'inchiesta sul finanziamento ai partiti. Lei è d'accordo? Sì, facciamo tutto come... Facciamo 7 commissioni. Facciamone 8, non c'è problema. I bilanci sono pubblici, trasparenti, pubblicati sui siti, quindi figurati te cosa c'ho da nascondere, no? Non siamo esattamente un partito ricco, quindi no problem. Non ci sono altre domande? Buon divertimento a tutti. Bene, siamo rientrati, abbiamo ascoltato le parole del nostro Ministro degli Interni. È appena uscita un'agenzia poco fa che dice DL Sicurezza, out di Salvini, Movimento 5 Stelle fa solo propaganda. I pentastellati continua a dire sciocchezze sugli emendamenti del decreto sicurezza. Nuovo out del vice premier Matteo Salvini sul decreto sicurezza: o passa questo testo o è un grosso problema per il governo, è il suo ultimatum. O ci sono questi emendamenti o non si va avanti, è una questione di principio. Non si cerchino pretesti per far cadere il governo. Sono pronto ad incontrare le forze di polizia e le rappresentanze sindacali per spiegare loro la verità sugli emendamenti al DL Sicurezza bis. Conta la verità, non la propaganda. Invierò un invito formale in queste ore. Non capiamo, dicono ancora dal Movimento 5 Stelle in un post, perché Salvini continua a dire sciocchezze e falsità riguardo agli emendamenti sul DL Sicurezza bis. Facciamo un attimo di chiarezza. Gli emendamenti respinti di cui parla Salvini hanno anche la nostra firma e questo Salvini lo sa bene, e capiamo le esigenze veramente propagandistiche, capiamo il problema dei finanziamenti dei fondi oscuri, ma dalla Lega ci aspettiamo sincerità. Dovrebbe dire sempre la verità ai cittadini, punto. Basta attacchi alle Camere. Gli emendamenti al decreto sicurezza firmati anche dal Movimento 5 Stelle vengono vagliati come da prassi, alcuni sono già stati riammessi. Salvini lo sa, dice Riccardo Fraccaro, lavori alla riformulazione dei testi invece di farla vittima, noi siamo al fianco delle forze dell'ordine. Quindi insomma diciamo che la situazione è abbastanza calda. Il CSM sospende Palamara da funzioni e stipendio, accolto il ricorso del Miura avanti il concorso per i presidi, il caso dei fondi russi ancora Salvini, è ridicolo, bilanci trasparenti. E basta, direi che insomma che per oggi abbiamo già raccontato sufficientemente quello che sta succedendo. Noi ci riaggiorniamo, dalla regia mi guardano, ci riaggiorniamo la prossima settimana, sempre qui dalle parole ai fatti, dalle 13 alle 14. Un saluto, buon weekend, Narda Frisoni, grazie. Avete ascoltato Filo Diretto,